sole hanno parlato di tanta poeta e io che sono ciecato non ti vedo. E io vorrei anche approfittare dell'occasione di informare il pubblico che quando debutteremo con questo spettacolo... Titolo? Si intitola Papà questo spettacolo. Breve, succinto come... Dunque, debuttiamo esattamente il 27 di questo mese al Teatro Arcobaleno di Secondigliano e poi verremo al Teatro Corso a Napoli il 17 al 23 novembre prossimo e volevo dire che ci sono degli artisti oltre a Trottolino, Maria Del Monte, ci sta la signora Maria Di Maio, mamma di Oscar Di Maio, e poi ci sta Gennaro Maione, Giorgio Martin, ci sta Renato Morra, Paola Rossi, Rosaria Abate e qualche altro che adesso non mi ricordo. Ci sono io. Allora insomma, c'è Mario Trevi, ovviamente. Invitiamo pertanto tutti i telespettatori ad andare a seguire questo lavoro di Mario Trevi che si intitola Papà, quindi dal 17 al 23 novembre. Ma queste furono registrate al Teatro 2000? No, questo girammo tutta l'Italia. Tutta. A Napoli non ti ricordo. Tutta. Noi abbiamo fatto Milano, abbiamo fatto Torino, abbiamo fatto la Sicilia. La Sicilia l'abbiamo girata in lungo e in largo, la Sardegna lo stesso. Papà. Con questa sceneggiata dove un Mario Trevi eccezionale, perché era la storia di un signore che perdeva la vista. E mi devi credere, io tutti i ciechi che ho visto attori interpretare il ruolo del cieco in teatro, tutti quanti con gli occhiali scuri. Mario Trevi recitava per quasi 2 ore ad occhi aperti, fermi, immobili, cioè le palpebre, guarda, gli scendevano le lacrime per lo sforzo. Certo. Guarda, ma era di una veridicità eccezionale, veramente. Che peccato, cioè se ci sta ascoltando il maestro Trevi, ma sicuramente ci sta che io ascoltando. saluto affettuosamente, che poi non ho avuto modo più di E c'ha per incontrarlo. caso questa Un capocomico, posso dire, senza riduzione della sua bravura e della sua arte, perché era un capocomico, perché la compagnia era sua all'epoca, di una signorilità eccezionale, veramente prodigo di insegnamenti, di come stare in palcoscenico, come presentarsi al cospetto del pubblico. Lui aveva questa, che lui mi raccontò che gliel'aveva poi suggerito Luciano Tajoli, che lui, che un cantante, doveva presentarsi al pubblico sempre in camicia bianca, cravatta scura, giacca, insomma, era un po' l'epoca. Ma son tanti mannate, tanta morte, ma che c'è campa fa. E per risposta voce sto creatore, papà, papà, papà. Non so quando è giorno, quando è sera, ma da fammi vedere. Oggi è Natale, è nato bambinello, pure a sto figlio mio vorrei vedere, tu e le accompagnate fino in croce, e io tengo in braccio, e non lo vedo mai. Tremmo sto padre dentro la chiesa nera, 100 preghiere sento dentro scuro, dentro stanotte santa si dispera.
aspetta te. Quando è giorno, quando è sera, ma vorrei vedere. Oggi è Natale, è nato bambinello, pure a sto figlio mio vorrei vedere. Tu l'hai accompagnato fino in croce. E io tengo in braccio, e non lo vedo.